Ti ha dimenticato non si sa, se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella bocca. L'associazione Amare Mantova è un'associazione che da qualche anno ha unito insieme degli artisti giovani, molto giovani, under 35, e sono soprattutto degli artisti di musica lirica, un tenore, un soprano, mezzo soprano eccetera, che la loro finalità è quella di portare la musica classica in location spettacolari come questa qui del Palazzo Te di Mantova, proprio per portare la musica alle persone giovani in un modo originale e brillante. In questo caso l'emozione di vivere questo concerto al buio è dettata prevalentemente dal fatto che non veniamo condizionati e distratti dagli effetti speciali, visivi, ma possiamo ascoltare la musica, che è la musica di tutti e per tutti, in una condizione di autenticità, quindi l'udito come senso prioritario e non tanto la vista, che molto spesso ci condiziona, e penso che questo gruppo ci potrà stasera trasmettere veramente delle importanti emozioni e anche delle riflessioni interessanti. Esiste anche proprio la scrittura braille della musica, quindi lo spartito in braille per chi impara a suonare la musica, e comunque viene utilizzato molto l'orecchio. Tradizionalmente i non vedenti amano la musica, imparano la musica, e tanti non vedenti sono bravi musicisti anche di successo e hanno questa opportunità. Poi adesso con i mezzi elettronici, con la tecnologia, ci sono stati ulteriormente miglioramenti anche in questo settore, e quindi l'opportunità di poter suonare, cantare, imparare sicuramente per i non vedenti è una grandissima opportunità. Io sono qui questa sera in veste di presidente dell'associazione Voci Oltre Noi, che è un'associazione che va oltre la cecità, nel senso che parla della valorizzazione delle diversità e delle pari opportunità. Non sono mai di seconda.